Prende la parola il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Signor Vicepresidente del Senato, signor Ministro Nordio, signor Capo di Stato Maggiore, senatori, onorevoli, carissimo Carmine, carissimo Luciano, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, gentili ospiti, Eccellenza Reverendissima, sindaci e graditissimi amici. È per me una profonda soddisfazione vedervi qui oggi per festeggiare e riabbracciare la pattuglia acrobatica dopo un viaggio negli Stati Uniti e in Canada durato 2 mesi. Un viaggio che ha ripercorso di un'attività fatta tantissimi anni fa e che corona la chiusura di un centenario nel 2023. Nel 2023 avevamo pensato di ringraziare non solo tutti i cittadini italiani, ma ci è venuta un'idea: perché non ringraziare anche i cittadini italiani che vivono all'estero? E l'occasione ce l'ha data il centenario dell'Aeronautica Militare Canadese e da lì è arrivata questa idea, questa avventura. Perché non portare, dopo tanti anni, la pattuglia acrobatica di nuovo a volare nei cieli del Nord America? È nata così questa idea che si chiama North American Tour, NAT 24, che ha visto ancora una volta l'Italia protagonista con le sue eccellenze. Non solo eccellenze dal punto di vista aeronautico, non solo eccellenze dal punto di vista professionale, ma eccellenze anche dal punto di vista industriale, fiore all'occhiello del nostro Paese. Il velivolo 339, come sapete, è un velivolo prodotto dalla nostra industria di riferimento, la Leonardo, e ancora una volta ci è stata vicina per questa avventura. Non è stata una cosa semplice, perché portare 11 aeroplani dall'altra parte dell'oceano richiede uno sforzo organizzativo enorme. Ma noi abbiamo visto qualcosa di più, voluto fare qualcosa di più, per vedere soprattutto e far capire a noi stessi se eravamo in grado di poter proiettare a grandi distanze grosse masse di aeroplani, perché non si può mai sapere. E allora insieme ai miei colleghi il generale Tre Stelle ci siamo detti: perché non fare qualcosa di concomitante? E allora ci siamo inventati un'esercitazione nell'Indo-Pacifico e abbiamo chiesto aiuto, consiglio al nostro Ministro della Difesa e abbiamo coinvolto in questa avventura anche la Marina. Ebbene sì, da qualche anno con la Marina siamo in ottimi rapporti e quindi insieme alla Marina, insieme al Cavour, insieme ai nostri velivoli, siamo partiti per questa esercitazione nell'Indo-Pacifico che ha visto coinvolti più di 30 aeroplani, volare in Australia, volare in Giappone, e ancora non è finita perché a bordo del Cavour ci sono velivoli della Marina, velivoli dell'Aeronautica che stanno dimostrando qual è la forza e la caratura del sistema difesa, del comparto della difesa. E di questo noi ne siamo molto fieri. Lo abbiamo fatto in maniera concomitante per dimostrare soprattutto a noi stessi la nostra capacità di proiettabilità. Questo è stato necessario per capire quali potessero essere delle attività da fare ancora, da sviluppare ancora per migliorare la nostra professionalità. Lo abbiamo voluto fare soltanto grazie a un gioco di squadra, dove i 3 pilastri fondamentali dell'aeronautica, che sono il comando delle scuole, il comando logistico e il comando della squadra, gestiti sapientemente dallo Stato Maggiore, è riuscita a mettere in piedi questo sforzo logistico enorme. Uno sforzo logistico che ha visto coinvolti non soltanto la squadra aerea, ma anche l'industria, perché senza un forte lavoro di squadra, coinvolgendo tutte quante le istituzioni, non potevamo ottenere questo risultato. Ha visto coinvolto anche la Farnesina attraverso i consolati, le ambasciate e tutti gli addetti esteri. Ecco, il risultato è stato strepitoso. Abbiamo mandato un messaggio, a mio avviso, unico, di alta professionalità, di alta caratura operativa da parte di tutta la compagine della difesa. E di questo io, signor Ministro, la ringrazio veramente per averci dato questa opportunità insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa. Quindi, ritornando al discorso della NAT 24, la NAT 24 è stata un'avventura nell'avventura, un gioco di squadra all'interno di una squadra più ampia. Il risultato è stato strepitoso. Non sarò io a doverlo elencare, a illustrare, perché non ne sento il bisogno e non ne sarei capace. Lascerò questo onere e questo onore, questo piacere a chi è stato l'artefice di questa organizzazione, che è il comandante della pattuglia acrobatica, al quale poi cederò il microfono.
Dopodiché, chiacchierando, l'appetito viene mangiando, abbiamo detto perché non coronare questo viaggio e questo ringraziamento allo sforzo fatto dalla pattuglia acrobatica, fornendogli un futuro, dando loro un obiettivo futuro, ovvero quale sarà l'aeroplano che la pattuglia acrobatica impiegherà per i prossimi anni a venire. E allora ancora una volta abbiamo chiesto alle eccellenze nazionali, di giocare con noi. Abbiamo chiesto a Leonardo di darci un velivolo maturo in grado di poter essere presente in tutti i cieli d'Italia e del mondo per rappresentare l'eccellenza italiana nell'industria. Dopodiché abbiamo chiesto a un'altra eccellenza, Pininfarina, nazionale, di inventarci una livrea, di far giocare i loro designer, quotatissimi nel mondo, per un qualche cosa che è particolare, una sfida nella sfida. E le eccellenze, come al solito, si trovano, si incontrano. Siamo partiti a febbraio da quest'idea e oggi la vedrete. Nessuno di voi l'ha vista fino ad ora, pochi l'hanno vista e l'abbiamo voluto fare perché ritengo che questa giornata deve essere una giornata densa di emozioni. Emozioni per ringraziare le emozioni che la pattuglia acrobatica ha donato ai nostri colleghi italoamericani, di emozioni per quanto riguarda quello che rappresenta il futuro della pattuglia acrobatica con il loro nuovo velivolo e di emozioni soltanto perché da adesso in poi inizia un processo di rinnovamento da parte della pattuglia acrobatica nel pensare e ridisegnare quali saranno le figure del futuro, mantenendo fermo un concetto, che dobbiamo basarsi sulla nostra storia per guardare avanti al nostro futuro. E quindi disegneranno nel cielo delle figure, alcune saranno quelle tradizionali che sono eredità dei loro padri, e ne inventeranno altre per mettere in evidenza le capacità e caratteristiche peculiari aerodinamiche di questo velivolo, che è veramente quotato in campo internazionale. E non lo dico io e non lo dice la Leonardo, lo dice la International Flight Training School, che è una scuola che ci siamo inventati ancora una volta con la nostra industria e che sta facendo veramente faville a 10° anno. Noi siamo partiti con un'idea di avere 80 piloti nel 2026 e come i miei amici di Leonardo sanno e come il Ministro sa, già oggi siamo a 80 e abbiamo un'altra ventina di persone in fila e gli americani che vogliono entrare. Questo è l'essere italiano, questa è la forza propulsiva dell'Italia che se si unisce, è compatta, è coesa con un unico obiettivo, non ha eguali. E di questo io ne sono orgoglioso e ringrazio lei, signor Ministro, e te, caro Pino, per aver dato a tutti quanti noi la possibilità di osare. E noi abbiamo raccolto questa sfida. L'aeronautica militare, la nostra industria, ha raccolto questa sfida insieme anche a Pininfarina, che ringrazio. Quindi mi fermo qui, cedo la parola al comandante della pattuglia acrobatica e con ancora un po' di suspense vi faccio vedere un video della Pitch Black, che è un corollario di attività che abbiamo fatto mentre in Australia, in Giappone, mentre nel frattempo da un'altra parte del mondo la pattuglia acrobatica si esibiva. Quindi buona visione, grazie a tutti quanti voi di essere venuti e l'aeronautica vi ringrazia per tutto il supporto che ci date da molti anni. Continuate a farlo, credete in noi perché noi ci saremo sempre. Grazie.
i migliori colori del mondo. A breve rivivremo in sintesi alcuni momenti del North America Tour 2024. Il comandante della pattuglia acrobatica ci accompagnerà in questo viaggio meraviglioso che l'aeronautica militare ha vissuto con orgoglio ed entusiasmo. Buonasera a tutti, sono il tenente colonnello Massimiliano Salvatore, sono il comandante della pattuglia acrobatica nazionale. Bene, come abbiamo già raccontato, da qualche giorno la pattuglia acrobatica nazionale è rientrata da un lungo tour in Nord America. Come diceva il nostro capo di Stato Maggiore, è stato un tour impegnativo, un tour in cui la Forza Armata ha messo in campo delle professionalità diversificate e incredibili che ci hanno permesso di compiere una vera e propria avventura. L'aeronautica militare ha pianificato questo tour con attenzione nei mesi precedenti. L'aeronautica militare ha messo in campo mezzi incredibili come i velivoli da trasporto a lungo raggio che ci hanno permesso di dislocare sul territorio americano con anticipo tutto il materiale necessario per il nostro tour. E poi le quasi 100 persone che per ben 3 mesi ogni settimana si sono spostate da un posto all'altro del Nord America per le manifestazioni. 11 MB-339, ma non solo. 2 C-130 che ci hanno sempre garantito il costante supporto alle operazioni. E poi le traversate oceaniche con gli assetti di ricerca e soccorso che ci hanno garantito la sicurezza durante il trasferimento. Quindi è stato uno sforzo collettivo, un lavoro di squadra che abbiamo terminato con successo. Allora, con un breve video andiamo a ripercorrere quali sono state le tappe salienti di questo tour che è durato quasi 3 mesi con l'aiuto della regia. Bene, il tour è cominciato il 10 giugno di quest'estate, siamo partiti da Rivolto quando con 11 MB e con i velivoli di supporto abbiamo lasciato l'Italia, abbiamo fatto scalo nell'Europa continentale, poi in Scozia, poi in Islanda, poi in Groenlandia, una grande sfida per noi atterrare in posti così remoti, per poi giungere in Canada. Ecco, come diceva il nostro capo di Stato Maggiore, abbiamo cominciato proprio dal Canada perché il Canada, come noi l'anno scorso, quest'anno celebra i 100 anni di storia. Allora abbiamo voluto accogliere questo invito e celebrare i 100 anni canadesi assieme ai nostri colleghi, ma portando il tricolore in Nord America per abbracciare i tanti italiani che quest'oggi vivono in Canada e negli Stati Uniti. Abbiamo cominciato con delle esibizioni in Canada, abbiamo sorvolato posti incredibili, abbiamo sorvolato la capitale canadese, Ottawa, con i nostri colleghi canadesi. Poi ci siamo spostati verso ovest, abbiamo attraversato tutto il continente, abbiamo sorvolato posti
incredibili come quelli che vedete nelle immagini. Siamo arrivati fino in California. Bene, in California, dopo una serie di sorvoli, ci siamo esibiti a Sacramento, la capitale della California, dove l'apprezzamento è stato unanime. Addirittura gli organizzatori ci hanno accolto con uno spettacolo di fuochi d'artificio e di luci che vanno proprio a suggellare l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti. Un'emozione incredibile vedere il nostro tricolore volteggiare nei cieli notturni di Sacramento. Poi il tour è continuato verso nord, siamo rientrati in Canada passando da Vancouver, una città bellissima, per esibirci ancora una volta in un'esibizione in Canada, a Cold Lake. Dopo questa esibizione ci siamo rispostati sul territorio statunitense e siamo arrivati a Chicago. Bene, a Chicago l'accoglienza degli italiani è stata davvero calorosa, è stata eccezionale. La comunità italiana di Chicago ci ha accolto davvero in modo eccezionale, una comunità tra l'altro unita in associazioni molto presenti sul territorio che addirittura ci hanno aiutato a promuovere il nostro tour. Bene, da Chicago ci siamo spostati di nuovo verso est, dove abbiamo partecipato ad un altro paio di air show a Rochester e a New York. Beh, consideriamo che per ogni air show contavamo circa 50-60 mila spettatori, quindi abbiamo raggiunto dal vivo circa 1,5 milioni di spettatori, più tutti gli spettatori che ci hanno seguito sui social e sulle reti TV locali e nazionali. Considerate che questi sorvoli, come questo di Filadelfia o quello di New York, sono stati trasmessi in diretta sulle reti nazionali. Un vero privilegio per noi poter sorvolare la Statua delle Libertà e Manhattan. Bene, lasciata New York, poi ci siamo spostati verso Virginia Beach, dove abbiamo celebrato il 75esimo anniversario del Patto Atlantico, suggellando con il nostro tricolore il ruolo chiave che la nostra nazione mantiene all'interno del Patto Atlantico. E poi abbiamo sorvolato Washington, un grande privilegio poter stendere il nostro tricolore su luoghi iconici come la Casa Bianca e il Pentagono. Abbiamo concluso la nostra avventura a Ocean City, dove ci siamo esibiti davanti a una spiaggia gremita di americani che applaudivano le nostre esibizioni. Bene, dopo Ocean City ci siamo diretti verso nord, sorvolando altre città come Newport, per poi riprendere il cammino verso casa. Siamo tornati in Canada e abbiamo ripreso lì dove avevamo lasciato, avevamo cominciato il nostro tour, abbiamo ripreso la strada di casa, ripercorrendo le stesse tappe che avevamo percorso all'andata, delle tappe impegnative, emozionanti. Avevamo con noi un bagaglio di esperienze indimenticabili. Ebbene, penso che questo tour sia ancora una volta la dimostrazione che la nostra Forza Armata è in grado di lavorare in squadra, di mettere a disposizione delle professionalità diversificate e incredibili che ci hanno permesso di riportare, pensate, dopo 32 anni, il tricolore in Nord America. Grazie. Gentili ospiti, fanno ingresso sul luogo della cerimonia i protagonisti di questo emozionante viaggio. Accogliamo con un caloroso applauso i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Cominciare dal capo formazione, il maggiore Raspa.
il capitano Pozzani, il numero 2, il capitano Leo, poni 3, il capitano Sommariva, poni 4, il capitano Fanfarillo, poni 5, il maggiore Marocco, il leader della seconda sezione, poni 6, il capitano Bernuzzi, alla sua prima stagione, poni 7, il capitano Morello, poni 8, il maggiore del Do, poni 9, il solista, il poni 10, il maggiore De Cecco. Come abbiamo visto, le frecce tricolori rappresentano un orgoglio per l'Italia, permettendo all'intera Arma Azzurra di condividere con cittadine e cittadini i propri valori e la passione per il volo. La pattuglia acrobatica negli anni si è trasformata profondamente dal punto di vista tecnologico, mantenendo le proprie tradizioni e la propria identità. Oggi prenderete parte a un momento storico che rappresenta proprio la continuità di questa evoluzione. La presentazione del nuovo velivolo che andrà a sostituire nei prossimi anni l'MB 339, rafforzando ulteriormente il ruolo delle frecce tricolori quali testimonial del Made in Italy e delle eccellenze del Paese, in linea con i principi che hanno sempre caratterizzato la PAN. È stato infatti nuovamente scelto un velivolo progettato e prodotto in Italia, già alla base del syllabus dell'aeronautica militare per l'addestramento avanzato dei piloti destinati alle linee aerotattiche di quarta e quinta generazione. Un velivolo all'avanguardia che consentirà alle frecce di rappresentare l'Italia. Sempre oggi viene presentata la nuova livrea, che sviluppa il tema del rinascimento del tricolore, esaltando la bellezza e la fluidità del volo delle frecce, attraverso un disegno in grado di trasmettere al pubblico la sensazione di velocità e dinamismo, mantenendo comunque un forte legame con la tradizione che da più di 60 anni contraddistingue i velivoli della pattuglia acrobatica nazionale.
Prende la parola il dottor Silvio Pietro Angori, amministratore delegato del gruppo Pininfarina, ideatore di questa magia. Signor Vicepresidente del Senato, signor Ministro, signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, signor Capo di Stato Maggiore della Forza Armata, dell'Aeronautica, autorità, signore e signori, è un grande onore per la Pininfarina presentare oggi il risultato della collaborazione con le Frecce Tricolori. Abbiamo disegnato la nuova livrea partendo da 3 parole chiave: emozioni, eleganza e tecnologia. Sono 3 elementi in comune tra la nostra azienda e la Pattuglia Acrobatica Nazionale e ovviamente non da dimenticare il Made in Italy, orgoglio nazionale, che è il collante di questa collaborazione che unisce 2 simboli dell'Italia riconosciuti a livello internazionale. Pininfarina, celebre per il suo design innovativo e raffinato, sempre al servizio della tecnologia, e le Frecce Tricolori, riconosciuta come una delle migliori pattuglie acrobatiche del mondo, fucine di talenti capaci di promuovere i valori, la tecnologia, la professionalità e la capacità di fare squadra che caratterizzano donne e uomini dell'aeronautica militare. Il progetto prende ispirazione da quella che abbiamo definito il rinascimento del tricolore, un'idea che incarna il nostro orgoglio nazionale e la riaffermazione del simbolo che ci rappresenta nel mondo, come abbiamo visto poc'anzi rappresentato. Questa nuova livrea è pensata per essere un'opera che non solo accompagnerà per decenni le esibizioni mozzafiato delle Frecce, ma che ne esalta anche lo spirito, l'impegno, l'abbraccio agli italiani sul territorio nazionale e all'estero. Ringraziamo quindi l'Aeronautica Militare e lei, Generale, per la fiducia che ha riposto nella nostra azienda e per questa straordinaria opportunità di collaborazione che ci accompagna con ottimismo verso il nostro 95esimo anno della Pininfarina l'anno prossimo e che è un bel complemento al centenario dell'aeronautica, come abbiamo sentito poc'anzi, lo scorso anno. Siamo fieri di aver contribuito a questo progetto e auguro quindi alla Pattuglia Acrobatica Nazionale di continuare ad emozionarci portando con sé il tricolore italiano e i valori che esso rappresenta in ogni angolo del mondo. Grazie.
Prende la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa. La grande fortuna di parlare per primo con questo gioiello come sfondo, non me l'aspettavo. Grazie Luca. Signor Vicepresidente del Senato, signor Ministro della Difesa, signor Ministro Nordio, senatori, onorevoli, gentili ospiti, vi porto saluto ovviamente delle donne e degli uomini delle Forze Armate, a cui unisco il mio particolare. Grazie per essere qui oggi ad accogliere con grande orgoglio tutti quanti noi la pattuglia, che rientra da una intensa attività, come abbiamo visto, che ha riscosso unanime successo come al solito, ma non ci aspettavamo di meno. Il tour nordamericano è stata un'operazione ambiziosa. Ovviamente non perdo nemmeno un secondo a parlare dell'eccellenza acrobatica, è un dato di fatto. Purtroppo piloti, specialisti e meccanici ci hanno abituato al top, quindi possono soltanto fare meno. Quindi trascurerei questo aspetto per parlare invece un attimino delle capacità che ha dimostrato la nostra aeronautica militare, promuovendo contemporaneamente un'attività operativa importante e non da meno un Made in Italy in un contesto veramente competitivo. Le frecce hanno ovviamente, come abbiamo visto, dipinto nei cieli del continente nordamericano i colori della nostra bandiera, hanno emozionato milioni di cuori e noi tutti vibriamo ovviamente di orgoglio. Le loro evoluzioni rappresentano non solo un'eccellenza aeronautica che, come ho detto, oramai purtroppo per loro diamo per scontata, ma anche il simbolo dell'Italia, della nostra storia, della cultura e della capacità di unire le persone. Il tour, che però, anche se è sovrapposto a più occasioni con eventi di grande rilevanza nazionale, ha concorso a sottolineare, a enfatizzare la vicinanza, le sinergie e un significativo ruolo dell'Italia nella cooperazione commerciale e industriale con Canada e con America. Uomini e donne che si riconoscono nel tricolore che viene disegnato nei cieli di tutto il mondo, regalano inevitabili emozioni, accrescono il nostro orgoglio di essere italiani giorno dopo giorno. E posso immaginare quanto possa essere stato entusiasmante per le grandi comunità italo-americane e italo-canadesi. Indubbiamente i nostri piloti, gli specialisti, i manutentori, tutti coloro che hanno consentito questa, riprendendo un titolo di un film di Fuoco 15, possiamo definirli i cavalieri che fecero l'impresa, perché veramente si tratta di un'impresa, con la loro maestria e con la loro professionalità hanno sicuramente scritto un nuovo capitolo nella storia dell'aeronautica militare e anche della difesa. Mi scrivono una delle più prestigiose formazioni acrobatiche del mondo. Non è vero, non è vero. È la più prestigiosa formazione acrobatica del mondo, non c'è dubbio su questo. Questo prende gli arresti poi, quando abbiamo finito la cerimonia. Lo ribadisco, è sicuramente la più numerosa, è sicuramente la più imponente e negli anni è diventata un vero e proprio riferimento del settore. È simbolo di unità e di identità nazionale e anche porta dei sani valori come l'impegno, il sacrificio, l'umanità e l'alta professionalità del personale che le compone. In ogni esibizione la PAN ha dimostrato che l'aeronautica militare italiana, anche in questo campo, è la più prestigiosa al mondo. Un vanto per tutti noi sicuramente. Le vostre imprese, mi rivolgo al personale, sono un inno alla passione, alla disciplina, al coraggio e all'amore per il nostro Paese, all'amor di patria. Oggi noi, mentre ammiriamo i vostri aerei che così magnificamente solcano i cieli nostri e delle nazioni che hanno visitato, vi ringraziamo per averci regalato delle emozioni che possiamo sicuramente definire indimenticabili e per aver reso orgogliosa tutta l'Italia. Il vostro ritorno a casa è un momento di grande festa nazionale, un'occasione per celebrare i vostri successi, un invito che ho colto io con grande entusiasmo. Ho avuto il privilegio anch'io di volare qualche volta e amo l'odore di kerosene la mattina. Rivolgo a voi tutti un caloroso benvenuto, un benvenuto a casa. Siete un esempio per le giovani generazioni, un'ispirazione per tutti coloro che sognano di volare alto. Rinnovo un ringraziamento sentito a tutti i presenti per averci onorato della loro partecipazione. Viva la pattuglia acrobatica,
Viva le Forze Armate, viva l'Italia. Prende la parola il Ministro della Difesa. Avevo visto che alzavano il microfono, avevo capito che probabilmente sarebbe toccato a me. Saluto il Vicepresidente del Senato, il Senatore Centinaio, saluto il collega, mio compagno di banco in Consiglio dei Ministri, nonché padrone di casa Carlo Nordio, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'Ammiraglio Cavodragone, i senatori, gli onorevoli presenti, il Segretario della Corte Costituzionale, il Dottor Zingales, il Prefetto di Treviso, il Dottor Sidoti, il Sindaco della città di Strana, la Dottoressa Gasparini, i sindaci della Marca Trevigiana, il Vescovo della Diocesi di Treviso, Sua Eccellenza il Reverendissimo Monsignor Tommasi, i capi delle Forze Armate, il Segretario Generale della Difesa, i rappresentanti della Marina, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e i rappresentanti dell'industria. Chiaramente un saluto al comandante al 51esimo Stormo che ospita questo evento e al comandante agli equipaggi della nostra pattuglia acrobatica nazionale. Grazie a tutti voi per essere qua presenti qua oggi. Oggi è un momento importante e vi devo dire che mentre assistevo a quello che succedeva, mentre ascoltavo i discorsi, mi è venuto in mente che l'età quando avanza ha grandissimi elementi negativi, perché non piace nessuno a noi invecchiare, nessuno a noi, ma ci consente di portarci dietro un bagaglio di cose che poi ci ritroviamo, no? E oggi in me sono mischiate moltissime cose. Sono mischiate moltissime cose perché io il 346 e non vedo il generale Bernardis. Generale, col 346 ricordo le discussioni iniziate nel 2008 sul 346 col generale Bernardis. Ricordo le difficoltà che aveva questo aereo, si ricorda all'inizio, no? Che superammo insieme. Ricordo quando venne adottato da Singapore e da Israele, cioè due nazioni che scelgono i prodotti non in base alla simpatia o a motivi politici, ma in base alla qualità. E oggi l'abbiamo rivisto con un'altra livrea, con una livrea importante come quella delle Frecce Tricolori. Allora ricordo l'incontro nel quale col generale Goretti facciamo una scelta tra questo e un altro aereo, entrambi della stessa azienda, di Leonardo, dicendo l'altro non è ancora maturo, come non lo era nel 2008 questo, generale Bernardis, lo diventerà nei prossimi anni. E facciamo una scelta importante, che tenesse conto anche della necessità di avere un prodotto d'eccellenza dell'industria italiana, di garantire il livello assoluto che la pattuglia tricolore italiana ha sempre avuto e che fosse il prodotto migliore che potessimo mettere a disposizione. E oggi si è legato con un'altra grande eccellenza italiana, Pininfarina, e anche qua consentitemi, perché a me è venuto in mente Sergio Pininfarina, che ho conosciuto quando ero piccolo, e Paolo Pininfarina, che era un grandissimo amico, che è scomparso poco tempo fa. E quindi si sono mischiate tutte queste cose del passato col presente, così come si sono mischiate, mentre guardavo con orgoglio i componenti della pattuglia acrobatica, in un momento felice come quello di oggi, in cui siamo contenti di essere qua e sono contento di essere al loro fianco, quando sono stato onorato di essere anche al loro fianco in un momento più brutto, quando era giusto essere al loro fianco. Perché quando si è una famiglia, io uso il termine famiglia per la difesa, si è a fianco dei componenti della famiglia sempre, quando bisogna prendere gli applausi o quando bisogna prendere gli schiaffi. Oggi siamo qua per
prendere degli applausi, per ricordare un'impresa straordinaria come quella dopo 32 anni che li ha portati a ripercorrere i cieli dell'America e del Canada. Ma a fianco abbiamo voluto e vogliamo ricordare un'altra impresa straordinaria che ha portato l'aeronautica, e non solo, anche la Marina, l'abbiamo ricordato prima, a schierarsi a migliaia di chilometri di distanza in Australia, in Giappone, e a far vedere due cose che sembrano lontani ma presuppongono la stessa cosa. Da una parte la pattuglia acrobatica, dagli altri degli aerei militari. Alla base hanno la stessa cosa: la preparazione, la volontà, la qualità e centinaia di persone che nell'ombra sostengono quelli che noi vediamo. Oggi abbiamo visto la pattuglia acrobatica, ha fatto bene il comandante a ricordare che dietro le persone che abbiamo visto oggi ci sono centinaia di persone che lavorano nell'ombra, così come ci sono dietro il rischieramento di aerei militari dall'altra parte del mondo. Un'operazione di cui non ci rendiamo conto da civili, ma che presuppone un'organizzazione logistica che 15 anni fa o 20 anni fa non avevamo, che nasce perché viene incrementata tutti i giorni. E viene incrementata tutti i giorni perché abbiamo la necessità di essere molto più preparati, molto più pronti a qualunque evenienza di quanto dovevamo esserlo 20 anni fa o anche solo 3 anni fa, perché il mondo è improvvisamente cambiato. E un mondo cambiato ha bisogno di qualità, di coraggio, di dedizione. E quello che vediamo oggi, che vediamo alle mie spalle, è l'emblema di questo. Potrei fare questo discorso in una caserma dell'esercito, dei carabinieri, in un arsenale della Marina. Lo faccio qua oggi. Quello che abbiamo qua dietro, che mette insieme la pattuglia acrobatica, mette insieme gli F-35, gli Eurofighter, l'aereo con cui molti di noi sono arrivati oggi, anche quello, generale Bernardis. Mi ricordo quando nacque, quando fu firmato l'acquisto dell'aereo su cui abbiamo viaggiato oggi, e quanti erano contrari anche allora all'acquisto di quell'aereo. Allora, un mondo che si insegue è un mondo che cambia, non positivamente, e nel quale noi inseguiamo la tecnologia, l'evoluzione. E l'abbiamo fatto in questi anni consentendo di essere all'avanguardia nel mondo. All'esercitazione che abbiamo fatto in Giappone o in Australia, pochissime erano le nazioni al mondo in grado di portare gli assetti che abbiamo portato noi, da quelli marini a quelli aeronautici. Pochissimi erano le nazioni in grado di avere la cooperazione che avevamo espresso noi anche tra la Marina e l'aeronautica. Pochissime erano le nazioni che nel mondo hanno gli assetti che voi vedete alle nostre spalle. Ma non sono qua casualmente, sono qua perché delle persone hanno pensato 15, 20, 10 anni fa al futuro. E quello che ci insegna la giornata che stiamo vivendo oggi è che il futuro si costruisce con la preparazione quotidiana, con il lavoro di moltissime persone, con la sinergia di moltissime persone e con la capacità di vedere lontano, anche quando non tutti vedono o quando ti criticano perché tu stai vedendo troppo lontano. Allora, tutto ciò cammina sulle gambe degli uomini. E oggi abbiamo visto fisicamente rappresentate le gambe degli uomini su cui cammina una cosa molto particolare. Vedete, la responsabilità che hanno sulle spalle gli uomini della pattuglia acrobatica nazionale è diversa da quelli che hanno molti loro colleghi delle forze armate. Perché voi, volenti o nolenti, siete un simbolo. Voi siete un manifesto. Siete qualcosa che va al di là di ciò che è ognuno di voi, perché voi rappresentate le frecce tricolori, che sono un pezzo dell'anima e del cuore di ognuno di noi, della nostra storia, del nostro orgoglio. Vedere sfrecciare la bandiera prima sui cieli di New York è qualcosa che va al di là dell'aeronautica, va al di là della difesa. È un simbolo nazionale, che non ha partito, che non ha colore, che non ha giacca. E voi rappresentate quello. E lo rappresentate in un modo che non può che affascinare
giovani, meno giovani, anziani, tutti allo stesso modo. Perché ci sono delle cose che non cambiano col cambiare dei tempi. Ci sono delle cose, dei valori, dei sentimenti che rimangono uguali, erano uguali, sono adesso come erano 2000 anni fa e come erano 3000 anni fa. E voi avete la responsabilità di portare uno di quei simboli, uno di quei valori. Può cambiare la macchina, possono cambiare i piloti, può cambiare la livrea, ma non cambia ciò che rappresentate. Non cambia ciò che rappresenta quel tricolore quando taglia il cielo. Per quello siamo qua oggi, per accogliere voi, ma per accogliere ciò che rappresentate. E per quello siamo qua oggi con rappresentanti di tutte le forze armate, perché, lo ripeto, mai come nei momenti difficili occorre stringersi e essere famiglia. Noi viviamo momenti molto difficili, non per colpa nostra, perché il mondo ciclicamente impazzisce, la storia ci insegna questo. E occorre qualcuno che quando tutto impazzisce intorno rimanga fermo, rimanga solido, non dimentichi qual è il suo ruolo, non dimentichi i valori e continui a presidiare la verità, la democrazia, le cose su cui abbiamo costruito il paese in cui viviamo. Ecco, l'aeronautica è un pezzo delle colonne che reggono questo paese, come lo sono tutte le forze armate, ma oggi siamo qua per ringraziare questo pezzo e le persone che di questo pezzo sono diventate in questi anni l'emblema. Non esiste una classifica, almeno nel mio cuore, ma nel cuore di nessuno, sull'importanza, è più importante un pilota, un pilota di un F-35, di un Eurofighter, di un futuro 346, il capitano di una nave, il capitano di una squadra di mezzi corazzati. Non esiste. Non esiste qualcuno che sia più importante di qualcun altro. Esistono un modo diverso che ognuno ha di evocare qualcosa nell'immaginario collettivo. La vostra importanza non per l'aeronautica, per la difesa, per le forze armate del paese, è la vostra capacità di evocare qualcosa che unisce e che unisce tutto il paese senza divisioni di alcun tipo. E noi abbiamo bisogno e avremo bisogno nei prossimi anni di questo, della capacità di unificare e di unire questo paese, perché i momenti difficili si superano soltanto con questa capacità. Per questo sono qua oggi di persona, per ringraziarvi. Per questo sono qua oggi per spingervi a farlo sempre di più. Per questo sono qua oggi a ricordarci l'importanza che noi, come forze armate, abbiamo avuto, avremo per questo Paese. Grazie all'aeronautica, grazie alle forze armate, viva l'Italia! La cerimonia è terminata. L'Aeronautica Militare rivolge un caloroso ringraziamento a tutti. Per i partecipanti presenti nell'hangar sono state predisposte delle navette dirette al circolo ufficiali dove troveranno un sobrio rinfresco. Per le autorità provenienti da Roma Ciampino si segnala inoltre che alle ore 18:30 inizierà il trasferimento al velivolo.